Grazie e arrivederci, ci hanno detto solo grazie e arrivederci. Non ci hanno dato nessuna altra notizia in merito a questa cosa qua. Tu hai famiglia? Io ho famiglia, tutti quanti hanno famiglia qua, non solo io. È un mutuo, se non hanno mutuo hanno affitti. I ragazzi, i figli soprattutto. Chiusura totale dei forni, rimane solo la linea laminati alla Pilkington. L'azienda oggi giapponese ha già acquistato a Chieti e finanziato una quarta linea in Germania, ecco la crisi. E poi per questi lavoratori la beffa. Alcuni operai tedeschi sono stati mandati in questo stabilimento per imparare il loro mestiere. Loro ci hanno detto che per 175 persone siamo a casa. Ci hanno tolto il futuro, di qua non si sa, portano via tutto. Il Lumière dovrebbe nascere di là e chiudono la fabbrica. Chiudono la fabbrica. Ci sono lavoratori come lui che sono alla Pilkington da 26 anni, gli altri almeno da 10. E con la Pilkington collaboravano molte altre aziende ed anche per loro questa chiusura sarà un disastro. 40 milioni di euro di investimento che aveva promesso di fare nel rilancio del piano di Porto Marghera, li ha spesi in un'altra azienda dove fanno la stessa tipologia di vetro. Qui la chiudono e la aprono. Per quanto riguarda Porto Marghera, più che una crisi sembra una moda quella di chiudere le fabbriche qui. Cioè vai fuori da qua e sei tagliato. Anche avendo altre possibilità sei tagliato lo stesso, perché fuori non assumono uno da 50 anni quando possono assumerne uno. Si sono appellati a tutti, industriali, parlamentari, politici, non fermare questa produzione. Siamo delle pedine, ci spostano come vogliono loro, siamo dei numeri. Io sono il 50-58, lui è un altro numero, nessuno qua ha nome e cognome.